prova. Occhiali appannati. Buonasera, buonasera. Bello vedervi dopo così tanto tempo. Benvenuti per chi è la prima volta, benvenuti chi è la seconda volta, benvenuti chi è la sua 1000ª volta, tutti quelli in mezzo. E siete venuti, dai, quello è un bene, perciò ci accontentiamo. Allora, oggi, come al solito, continuiamo con il nostro percorso di studi con i nostri mentori. Oggi parleremo di un uomo molto particolare. L'abbiamo conosciuto tutti una volta nella vita, l'abbiamo di sicuro sentito parlare e vi lascio soltanto il fatto che è praticamente il personaggio più importante del Vecchio Testamento. Vedete voi se riuscite ad indovinarlo per più tardi. Bene, per iniziare vi invito ad alzarvi in piedi, le ultime, penultime file se possono venire un pochino più avanti, che così stiamo tutti un po' più vicini, che così possiamo anche vederci meglio negli occhi. Detto questo, passo la parola ai miei fratelli della lode, a chi... Vai, nelle tue mani. Allora, in piedi tutti quanti, grazie. Buonasera a tutti, iniziamo con Dio, tu sei buono. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Dio, tu sei buono. Dio, tu sei buono, la tua grazia dura per sempre. Dio, tu sei buono e la tua grazia dura per sempre. Gente di ogni nazione, tribù, generazioni che vivono per lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Lodare te, lodare te. Alleluia, alleluia, lodiamo te, perché tu sei. Sei buono tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre sei buono tu, sei buono tu, sempre sei buono tu. Lodare te.
sei buono tu. Prossima canzone è Audace Amore e vorrei ricordarvi che questa canzone parla di noi, che Dio ha iniziato, ci ha smarrito, e parla di queste 99 pecore e fa di tutto, scala le montagne, illumina ogni ombra per raggiungerci. Cantiamo? Io non parlavo mai, tu cantavi su di me. Ecco quanto buono sei con me. Io non vivevo mai, tu soffiavi vita in me. Ecco quanto buono sei con me. Un'età fulgente, infinita audace amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. L'ho meritato, ne ho guadagnato, mai così mi ami tu. Un'età fulgente, infinita audace amore tuo. Davi per me, non ero un nemico tuo. Ecco quanto buono sei con me. Pagavi per me, non eri meritevole. Ecco quanto buono sei con me. Un'età fulgente, infinita audace amore tuo, lascia ancora le 99 per cercare me. Non l'ho meritato, ne hai guadagnato, mai così mi ami tu. Un'età fulgente, infinita audace amore tuo. Illumina ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbaggio ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbaggio ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi. Abbaggio ogni barriera, scaccio ogni menzogna per raggiungermi. Illumini ogni ombra, scali ogni montagna per raggiungermi.
raggiungermi. Oh, vita fulgente, infinito, audace amore tuo, lascia ancora nel 99 per cercare me. Non l'ho meritato, Hai guadagnato, ma è così che ami tu. Oh, vita fulgente, infinito, audace amore tuo. Grazie Padre per questa bellissima serata, Signore, che cantiamo col nostro cuore, col nostro spirito, Signore, che possiamo essere qui nella Tua presenza, Signore, che possiamo aprire i nostri cuori, che possiamo vedere, Signore. Aprici gli occhi, apri i nostri cuori. Ti ringrazio per quello che fai per noi ogni giorno, perché siamo qui, anche per ogni ostacolo che possiamo superare, Signore. È grazie a te, Signore. Benedici questo culto che possa andare avanti e grazie ancora. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Prova. Sì. Ok, molto bene. Buonasera di nuovo, buonasera anche a quelli che sono arrivati, a quelli che sono arrivati leggermente in ritardo. Un piacere vedervi di nuovo, benvenuto a tutti voi. Allora, oggi parliamo di un personaggio molto molto famoso, che è Davide. Credo che tutti noi una volta nella vita abbiamo sentito dire perlomeno una cosa su Davide. Dai, una cosa che vi ricordate di Davide? Eccola, il gigante, Golia. Ok, siamo a una cosa. Dai, un'altra cosa che vi ricordate della storia di Davide? Bene, gente che deve ripassare. Per chi interessa la storia di Davide la potete trovare in Prima e Secondo Samuele e anche un pezzettino riferimenti nei libri dei re. Allora, Davide è esattamente quel genere di persona che non sopporto. Era forte, era bello, era intelligente, era un tipo capace di buttare giù un leone, capace di buttare giù un orso, era un musicista, era un grandissimo poeta, era tutto, quell'uomo era praticamente perfetto. Era esattamente quel genere di persona che arriva la mamma, arriva il papà e che vi dice ma perché non sei un po' più come Davide? Ma perché non hai voti belli alti come Davide? Ma Davide ha preso 10, tu hai soltanto preso 6, ma insomma, se l'ha fatto Davide di sicuro tu ce la puoi fare. E poi più avanti nella sua storia, un grandissimo stratega, sconfigge praticamente tutti i popoli intorno ad Israele, lui riesce a sconfiggerli, unifica il suo regno e diventa uno dei re più importanti della storia di Israele. Incredibile. Naturalmente tutti noi ci ricordiamo della storia con Golia, di come lui, ritrovato sul campo di battaglia quasi per caso, sia arrivato davanti a sto gigante e abbia detto: sai cosa? Lo tirerò giù. Davide, ma cosa? Ma sei matto? Ma non vedi quello lì alto quasi 3 metri, ha una corazza da 50 kg, cosa stai facendo? No, ha insultato il mio Dio, ora io vado lì fuori e lo ammazzo. Vabbè, mandiamo al suicidio sto povero ragazzo. Il ragazzo va là e uccide un gigante. Wow. Più avanti, continuando con la storia di Davide, va in fuga. Fugge e vive una vita, possiamo dirlo, imbarazzante. Davide, l'uomo forte, bello, alto, che camminava secondo il cuore di Dio, che fugge
Fuggiva da chi? Fuggiva da Saul, che era il re dell'epoca, che lo voleva morto. Ma Davide, ma fuggi? Tu fuggi? Tu che sei lo stesso che ha scritto il Signore mio pastore, niente mi mancherà? Lo stesso che fino a 2 anni prima, no, non 2 anni prima, ma comunque fino a pochi capitoli prima, arriva e dice, ah sì, dato che il Signore è con me, io ucciderò quel gigante. Tu fuggi da un re che ti vuole morto? Dopo tutte le tue imprese, dopo tutti i filistei che hai ammazzato, dopo tutte le tue imprese militari, fugge. E non solo fugge, ma durante questa sua fuga si ritrova in una città che era il luogo di nascita di Golia. Sei lì, nella città del tuo nemico, è il momento in cui puoi tirare sulla testa, camminare in giro per strada come per dire ah, ho ucciso Golia e ora voi cos'è che sperate di farmi esattamente? Invece no, trema, panico. Cosa posso fare? Questi qua se mi prendono mi ammazzano. Cosa faccio? Idea, mi fingo matto. E si finge matto. Possiamo leggere in 1 Samuele, capitolo 21, i versetti 13 e 14. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Achis, che era il re della città in questione, disse ai suoi servitori, guardate, è un pazzo, perché me l'avete condotto? Davide, che fino a poco prima aveva toccato l'apice, possiamo dire, della carriera di qualsiasi soldato, gli tocca fingersi pazzo perché? Perché ha paura. Paura. Improvvisamente tutta la fede, tutto il coraggio che aveva fino a prima scompaiono. Si rende conto di essere solamente un uomo e quindi comincia a temere per la propria vita. Probabilmente è questo a cui pensava Salomone, che è suo figlio, quando in Ecclesiasti ha scritto «Certo l'oppressione rende l'insensato il saggio e il dono fa perdere il senno». Cosa fa l'oppressione della paura nelle nostre vite? Tutti noi abbiamo paura. E ricordiamoci, stiamo sempre parlando di Davide, lo stesso personaggio che usiamo sempre per infondere coraggio, per dire «No, guarda, se un ragazzino coi capelli rossi che tutti lo odiavano è riuscito a tirare giù un gigante, immagina cosa Dio può fare nella tua vita». Davide risponde alla domanda, cosa succede se Dio non è nella mia vita? Comincia a scarabocchiare su delle porte e a farti colare via la bava. Non esattamente un bello spettacolo. Perciò, cosa possiamo subito imparare da questo mentore, dalla storia di Davide? L'enorme differenza tra avere il cuore con Dio, avere i pensieri su Dio e non averli. Segui Dio, segui i suoi insegnamenti e improvvisamente ti senti fortissimo, improvvisamente riesci a tirare giù di tutto. Non lo segui, cominci a sviarti, cominci a pensare ad altro, a lasciare che la tua testa si occupi con altre preoccupazioni e improvvisamente sei ridicolo. Magari non in questo caso, però quante volte nella nostra vita abbiamo lasciato che la paura dettasse il nostro comportamento, che la paura dettasse le nostre emozioni e le nostre azioni. Continuando con la storia di Davide, la storia continua ad andare avanti, vi invito caldamente a leggerlo, molto lungo ma allo stesso tempo è Davide. Perciò continua ad andare avanti, altri successi militari, Saul lo rincorre, per 2 volte Davide risparmia la vita a Saul dicendo no, io lascio che il Signore faccia la sua opera. Viene unto re di Israele, diventa re di Israele, unifica tutto Israele sotto la sua corona, molto bene, sconfigge nemici a destra, sconfigge nemici a sinistra, di nuovo l'uomo forte, bello, intelligente, nessuno pari a lui in tutto l'Antico Testamento, commette un singolo errore. Con tutta la sua fede, con tutta la sua buona volontà, con tutti gli anni che ha passato a lavorare per Dio e con Dio,
Davide ha un pensiero molto umano. Beh, io sarei anche a posto così. Dai, mi fermo. Andiamo a leggere in 2 Samuele, nel capitolo 11, i primi 2 versetti. L'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide mandò Joab, che era un suo generale, con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e assediare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme. Nella stagione in cui i re cominciano le guerre, Davide dice: no, guarda, io fino adesso ho lavorato, io fino adesso ho fatto, basta, è arrivato il mio momento di rilassarmi, è arrivato il mio momento di sedermi e di godermi la vita. Continuando il testo, una sera Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno e la donna era bellissima. La donna in questione, stiamo parlando di Bathsheba, scusate che faccio sempre confusione fra Bathsheba e Betseba. Comunque Bathsheba, moglie di Uria l'Ittito, che era un suo soldato. Qui Davide subisce quello che tutti noi subiamo prima o poi, che è la tentazione. Vede una donna, vede l'oggetto del suo desiderio, e secondo voi cosa farà questo grande, potente uomo di Dio, l'uomo che rimarrà nei secoli come il più grande re di Israele? Chiama le sue guardie e gli dice: chiama le sue guardie e gli dice: portatemi quella donna, per favore. Gli portano la donna, finisce a letto con lei rimane incinta. Adulterio, perché quella era la famosa moglie di Uria l'Ittita. Tutti lo sapevano, anche Davide lo sapeva. Il grande campione di Dio compie un adulterio. Perché Davide è caduto in una situazione del genere, in una tentazione del genere? Di nuovo, ritornando a quei versetti, ma Davide rimase a Gerusalemme, a riposo. Alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. La tentazione non è venuta mentre era in campo in battaglia. La tentazione non era venuta mentre era chino a pregare, stava visitando il tempio, oppure stava facendo il giro delle sue terre per eliminare l'idolatria. No! La tentazione è venuta mentre passeggiava per la terrazza del suo palazzo. Tradotto, un uomo che non aveva niente da fare. Si è annoiato, ha cominciato a girovagare, bam! La tentazione gli cade ai piedi, la coglie subito, finisce con l'adulterio. C'è un famoso detto in Brasile, ma credo anche qua in Italia, in cui si dice che la mente vuota è l'officina del diavolo. Questo episodio della vita di Davide è l'esatta rappresentazione di quel concetto. La mente vuota è l'officina del diavolo. Abbiamo visto cosa succede quando hai Dio nella tua vita. Abbiamo visto cosa succede quando non hai più Dio nella tua vita. Adesso vediamo cosa succede quando non hai niente in testa. Ma Davide, ma io non farei mai un errore come Davide. Io sono sempre occupato, io ho sempre qualcosa da fare, io ho sempre... Davvero? Davvero? Invito a guardarvi metaforicamente allo specchio. Davvero hai sempre la mente piena? Oppure è piena sì, ma è piena di fuffa, diciamo. È piena di preoccupazioni che in verità lasci perdere. Tutti noi abbiamo i nostri demoni personali, abbiamo tutte le nostre debolezze e le nostre tentazioni e i peccati che commettiamo sempre, ricadiamo e ricadiamo e ricadiamo. Vi chiedo perciò, da quel genere di peccato, da quel genere di tentazione, stiamo facendo qualcosa a riguardo? Stiamo fuggendo? Stiamo lavorando contro? Oppure semplicemente stiamo lasciando che la vita prosegua quando viene? Perché, per farvi capire, se è il vostro punto debole, è perché vuol dire che la tentazione è più forte di voi. Perfettamente umano, nulla di cui vergognarsi. Però facciamoci furbi.
so che la tentazione è più forte di me, so che quando batte non riesco a resisterla, so che crollo, faccio in modo che non batta la tentazione. Uno dei modi è tenere la mente sempre occupata. Mente sempre occupata a lavorare, nel caso di Davide, a combattere per il Signore, ad amministrare il suo popolo, a fare il suo dovere. Non facciamoci tradire dalla falsa sicurezza di sto facendo un ottimo lavoro, posso rallentare. Nella vita non si rallenta mai, nella vita l'unico momento in cui rallenti è perché ti stai avvicinando a una fermata e di solito quando si ferma la vita muori, di solito, per carità. Conosco qualcuno che non è successo così, però amen. Non lasciamoci ingannare dall'idea di riposare, dall'idea di ma sì, ma questa volta io non vado, questa volta io non faccio, perché? Perché tanto sono buono. Perché la mente vuota è l'officina del diavolo. La storia di Davide da quel momento in poi prosegue in modo tragico. Giustamente la donna incinta cosa fa? Butta fuori che ha fatto un adulterio? No. Chiama il suo generale in battaglia, gli dice di inviare il marito arriva e Davide dice sì, molto bene, molto bravo, ho sentito che sei un ottimo soldato, ora vai a casa a riposare. Il soldato cosa fa? Dorme davanti alle porte del palazzo. Questo è matto. Davide lo chiama e il soldato fa no, guarda, non ha senso che tutti i miei compagni stanno là a far guerra, io sto qua a godermi la vita, a dormire con la mia donna, a bere, a mangiare, perciò io dormirò qui, fuori, al freddo, davanti alle intemperie e tutto. Davide dice, questo qua è completamente matto dalle gare, lo prende, lo invita di nuovo a palazzo, lo fa ubriacare, lo fa mangiare come un maiale, lo manda a casa, il soldato cosa fa? Completamente ubriaco marcio, dorme davanti alle porte e porca miseria. Davide capisce che c'è solo una soluzione, più o meno, una soluzione umana. Prende, rimanda il soldato in battaglia e manda una lettera al suo generale. Per favore, questo qua mandalo in prima fila. Credo sappiamo tutti cosa vuol dire essere un soldato della prima fila, della prima linea. Muore. Questo soldato muore. Senza più il marito, Davide prende e si sposa l'ex moglie del suddetto soldato. E la moglie partorisce. Più avanti nella storia arriva il profeta Nathan, che attraverso un abile tranello gli racconta praticamente una metafora di quello che è successo con Davide che si arrabbia tantissimo contro il personaggio della metafora dicendo chi è costui, chi è questo uomo, portamelo ti prego che questo qua lo ammazzo. E il profeta gli dice sei tu. Davide si sveglia, cosa ho fatto? Andiamo a leggere in 2 Samuele nel capitolo 12 con i versetti fra il 13 e il 16. Principalmente 13 e 14 adesso. Allora Davide disse a Nathan, ho peccato contro il Signore. E qui arriva una caratteristica molto importante del Signore. Nathan rispose a Davide, il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morrai. Perché sappiamo che il Signore è misericordioso, è una delle caratteristiche base di Dio. E qua succede una cosa incredibile, il Signore perdona il suo peccato. Ritorneremo dopo sul perché. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Qualcuno magari starà pensando, ma Samuel, ma come fai a dire che il Signore è misericordioso? Cioè lo sta punendo, si vede che in verità qui è occhio per occhio, dente per dente. No. La successione degli eventi è Davide commette il peccato, Davide chiede perdono per il suo peccato, ammette il suo peccato. Qui è soltanto un versetto, ho peccato contro il Signore, ma vi invito a casa o dopo a leggervi Salmo 51, è un intero salmo dedicato a dire ho sbagliato, è stata colpa mia, sono un peccatore. Ti prego, Dio, perdonami. E Dio
lo perdona. Succede a tutti noi. Tutti noi cristiani affrontiamo momenti in cui siamo giù, in cui stiamo affrontando la parte più in fondo della nostra vita, stiamo raspando il fondo del barile. Questo è il momento in cui Davide è caduto il più in basso possibile. Ma dobbiamo sempre ricordarci, Signore, perdona. Non disperiamoci, per quanto la situazione possa essere brutta, per quanto il peccato possa essere grave. Nel caso di Davide stiamo parlando di adulterio e di omicidio, perciò non credo che qualcuno qua fra i presenti sia messo peggio. Se sei messo peggio, tranquillo, Dio perdona anche te. Ma sta di fatto che c'è la missione di colpa, la missione del peccato e il perdono di Dio. Più avanti la storia continua, nei versetti 15 e 16, con il Signore colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide ed esso cadde gravemente ammalato. Questa non è vendetta da parte del Signore, questo è conseguenza del peccato. Perché sta scritto lì sopra, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. È la conseguenza del suo peccato. Perché qui stiamo sempre parlando del nome del Signore, che Davide ha profanato perché lui è stato unto re dal Signore, e come re del suo popolo, il re del popolo eletto, non poteva avere un figlio nato da un adulterio. Arriva la conseguenza del suo peccato. Però Davide cosa fa? Davide quindi rivolse suppliche a Dio per il bambino e digiunò, poi venne e passò la notte disteso per terra. Tutto questo Davide arriva e supplica il Signore, sottolineo, supplica. Non è arrivato gentilmente lì, ha chiesto, sì Signore, se non ti disturba, grazie, io vorrei la vita di mio figlio indietro. No, lo supplica. È che qua non abbiamo genitori, perciò naturalmente qualcuno che non è un genitore non potrà mai capire il dolore di un genitore che sta vedendo suo figlio morire. Ma vorrei sottolineare questo supplica. Facciamo un esempio pratico molto veloce. E Luca, vieni qua per favore. Grazie Luca. Fermo qui, perfetto. Buon, ora chiedimi di darti un bicchiere d'acqua. Mi dai un bicchiere d'acqua per piacere? No, puoi tornare al tuo posto. Perfetto. E ora ho bisogno di qualcun altro. Emanuele? Dai, corri qua. In velocità. Sta arrivando, signori. L'uomo che ci salverà da questa situazione. Di nuovo, lì, grazie. Un pochino più. Perfetto. Emanuele, sei da giorni senza un bicchiere d'acqua. Stai morendo di sete. Ora, per favore, a tutti qua presenti, supplicami un bicchiere d'acqua. No, dai. Samuel, por favor, eu preciso di água, por favor. No, basta, questo è il massimo. Grazie Emanuele, ti puoi andare ad accodumare. Un veloce applauso per Emanuele. L'enorme differenza di semplicemente chiedere al Signore per la nostra causa e supplicare al Signore per la nostra causa. Nell'antichità era più facile pensarlo perché c'era il gesto di inginocchiarsi davanti al Signore, c'era il gesto di inginocchiarsi per pregare. Anche se probabilmente nella vita di tutti i giorni noi non facciamo simili gesti, vi invito ogni tanto effettivamente a riflettere, ogni tanto anche se capita farlo, perché è utile,
per di nuovo ricordarsi che cosa stiamo effettivamente facendo. Noi stiamo pregando il Signore. Pregare, per chi non se ne fosse mai accorto, deriva dalla forma in italiano ti prego. Tu non arrivi da un amico e gli dici sì, mi passi l'acqua? No, è ti prego, per piacere, per favore, ma ti prego, passami l'acqua. Le suppliche di Davide non fanno cedere il Signore. Suo figlio muore. E qui il comportamento più strano che si può mai osservare di un genitore davanti a un lutto. Nei versetti 22 e 23, sempre nello stesso capitolo, egli rispose: quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà che il Signore non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita, ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui, ma egli non tornerà da me. Gli è appena morto il figlio. Questo cosa fa? Si rialza, si veste di nuovo, mangia, beve e continua con la sua vita. Perché? Perché Davide ha capito un concetto che di nuovo esiste sotto forma di detto popolare, che è non piangere sul latte versato. È successo. Fino a quando era lì nell'enfasi del momento, fino a quando suo figlio era ancora malato, non era ancora morto, c'era spazio per la possibilità, c'era spazio per poter cambiare le cose. Però dopodiché Davide ha capito una cosa: è andata. Questo è il volere di Dio. Posso non capirlo, può fare molto male, però ormai ho fatto il misfatto. Non c'è niente, ormai il latte è caduto, non posso farci niente. Posso al massimo pulirlo da terra, però quel latte che prima era nel bicchiere non l'avrò mai più. Questo evento è molto importante perché nelle nostre vite spesso arriviamo al punto in cui sbagliamo, pecchiamo, chiediamo perdono, imploriamo al Signore di perdonarci, magari arriva anche la conseguenza delle nostre azioni, perché quella il Signore non ha mai detto che non arriverà. Quella semplicemente è una conseguenza, nessuno può fuggire a una cosa del genere. E dopodiché cosa facciamo? Continuiamo a disperarci? Continuiamo a colpirci le spalle perché, oddio Signore, come ho mai potuto fare una cosa del genere? Frustratemi, mettetemi su una croce, buttatemi nei rovi. Oppure possiamo rialzarci, certi del perdono del Signore, vestirci, mangiare, bere, sguardo avanti, continuare con la nostra vita. Qui Davide fece la cosa giusta, continuò con la sua vita. Nei versetti subito dopo sta scritto che il secondo figlio che è venuto da questa donna è Salomone, che è il terzo re della storia di Israele, colui che costruirà il Tempio, colui che è reputato l'uomo più saggio che sia mai esistito nella faccia della terra. Dio può fare cose grandissime con la nostra vita se noi glielo permettiamo. Com'è che glielo possiamo permettere? Se abbiamo sbagliato, chiedere perdono, rialzarci, andare avanti. Non lasciare che il tuo peccato, che il tuo sbaglio ti definisca come persona. Tu non sei il tuo peccato, tu non sei il tuo sbaglio, tu sei di più. Sei un figlio di Dio e come tale hai fatto cadere il latte? Hai fatto l'errore? Sei caduto? Stai andando sempre più giù di un pozzo senza fondo? Rialzati, un passo dopo l'altro, guarda avanti, cammina. Preghiamo per concludere. Grazie Signore per questa serata che ci hai dato, grazie per
questo messaggio, questa opportunità che abbiamo di riunirci tutti insieme, di sviluppare la comunione fraterna. Ti prego, Signore, adesso di benedire le nostre serate, di benedire le nostre vite. Ti prego, Signore, di aiutarci a vivere come Davide, a prendere esempio da lui, ad essere uomini e donne secondo il tuo cuore. Ti prego, Signore, sempre di accompagnarci quando cadiamo e quando ci rialziamo. Ti chiedo inoltre di perdonare i nostri peccati, perché noi sappiamo che tu sei un Dio misericordioso, ci accogli sempre a braccia aperte, perciò ti prego, Signore, perdonaci perché abbiamo peccato e anche se non siamo degni, te lo chiediamo, Signore. Te lo chiediamo in nome di Gesù. Amen. Bene, e saluto le persone che ci stanno vedendo da casa. Per chi vuole, Davide si trova sempre nei libri di Samuele e di Re, piccoli riferimenti, ma principalmente primo e secondo Samuele. Saluto chi deve andare, chi non deve andare, separatevi come al solito nei soliti gruppi e basta.